Caseus 2023 sono 19 le edizioni dedicate ai migliori formaggi veneti che addirittura diventano anche internazionali. Infatti all'interno di Caseus c'è anche il salone dedicato ai formaggi provenienti dal resto del mondo, Caseus Mundi, c'è anche Caseus Italie che è dedicato ai formaggi provenienti dalle altre regioni italiane. Però andiamo a sentire cosa ha detto poco dopo il taglio del nastro il governatore Luca Zaia. Un settore innanzitutto che ha una dimensione produttiva importante, è non solo un valore produttivo ma anche identitario, visto considerato che ormai il binomio prodotto-territorio è il binomio vincente. Si pensi solo che l'agricoltura fattura in Veneto 6 miliardi di euro e il turismo 18 miliardi. Questo binomio assieme ovviamente fa 24 miliardi di euro. Innanzitutto c'è un processo di razionalizzazione degli allevamenti che dura da anni. Abbiamo aziende molto più innovative oggi con maggior numero di capi mediamente nelle aziende e aziende con molti giovani. Giovani che crescono ancora a 2 cifre in questo comparto. Dall'altro il tema energetico è un tema che pesa direttamente sui costi aziendali assieme a quello delle derrate alimentari, quindi delle materie prime, dove gli italiani, le aziende agricole italiane pagano le forniture ancora oggi il 20-30% in più rispetto ai partner europei. Pensi solo che nel comparto lattiero-caseario il Veneto dice la sua con dei formaggi DOP unici, Provolone Valpadana, il Monte Veronese, il Grana Padano e molto altro ancora, il Montasio, l'Asiago, adesso ne ho lasciato qualcuno all'immaginazione di chi mi sta ascoltando. Dall'altro siamo la regione che ha 55 denominazioni dei vini, vi ricordo che abbiamo la più grande denominazione al mondo che è il Prosecco. Federico Canera, assessore della Regione Veneto all'Agricoltura. Caseus è un bel biglietto da visita per i prodotti ricavati dal latte, per i formaggi. Sì, Caseus è una rassegna che ormai è diventata una rassegna internazionale molto importante, che valorizza non soltanto i prodotti veneti ma anche i prodotti provenienti da altre parti d'Europa, e a questo noi fa piacere, perché io dico sempre che noi non abbiamo paura del confronto grazie anche alle notevoli produzioni di qualità e anche in quantità che abbiamo, ed è un modo anche per veicolare quelli che sono usi, costumi, identità di un popolo nostro e anche degli altri che vi partecipano, e così c'è uno scambio reciproco, e questo è molto bello, oltre insomma a sapere che abbiamo prodotti di qualità anche dal punto di vista diciamo della sicurezza alimentare, e questo non è di poco conto, perché il nostro latte, in particolare il latte veneto, è tutto verificato. Devo fare un grande applauso da questo punto di vista all'ARAV, l'Associazione degli Allevatori, perché grazie anche al centro che noi abbiamo in Veneto riusciamo a sapere ogni litro di latte da dove esce, viene controllato, certificato, e sappiamo che abbiamo roba di qualità. Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Caseus si sdoppia, anzi si triplica: Caseus Veneti, Caseus Italia e Caseus Mundi. Ma forse tu non ricordi che già l'anno scorso era così, allora sei un po' distratto, dovevi tirarti le orecchie, però hai fatto bene a dirlo, perché l'anno scorso è stata la prova, quest'anno c'è la conferma, la consacrazione. Abbiamo visto quanti produttori nazionali ci sono e abbiamo visto quanti stati stranieri decidono di venire a fare la loro vetrina qua da noi. Noi non abbiamo paura del confronto, l'abbiamo sempre detto. Quando il Presidente ci ha chiesto basta Veneto, dobbiamo fare Italia e mondo, noi l'abbiamo ascoltato, perché lo ascoltiamo sempre, perché abbiamo ascoltato lui e siamo diventati vincenti, ascoltiamo ancora lui, diventiamo ancora più vincenti, e questa è la risposta di quello che abbiamo fatto. Il caso di quest'anno è qualcosa di eccezionale, se penso che già 3 ore dopo l'apertura delle prenotazioni ci hanno prenotato 4.800 degustazioni. Fiorenzo Rigoni, presidente del consorzio Asiago, una manifestazione importante dove siete presenti anche voi, questa di Caseus. Sì, è un'occasione importante per mostrare la qualità del nostro prodotto. Ricordo che l'Asiago è il primo formaggio veneto per quantità di forme prodotte, e quindi noi puntiamo anche sul mostrare al pubblico, anche a chi lo consuma normalmente, tutte le nostre realtà, che sono realtà del territorio,
e che sono realtà veramente importanti perché valorizzano ciò che è il nostro territorio, proprio il nostro saper fare veneto, che è una cosa veramente che ci portiamo avanti da una tradizione antichissima. Bruno Bernardi, direttore di Aprola, edizione 2023, la 19ª di Casius, un grande successo. Sì, forse è uno dei successi più grandi, sia per la presenza di espositori, abbiamo numerosi espositori esteri, numerosi espositori italiani del Veneto, poi abbiamo la fortuna di avere una giornata meravigliosa, secondo me è il tempo che fa tutto. Tempo, una villa maestosa e delle produzioni eccezionali, ci sono dei profumi, ci sono dei gusti nei nostri formaggi che sono la fine del mondo quest'anno.